Signori, buonasera. Buonasera, ben arrivati. Dopo 3 mesi di siccità, nessuno si aspettava produzioni record come abbiamo fatto quest'anno sui nostri campi. Questo è dovuto in parte anche a chi aveva i terreni più preparati, i buoni terreni, non solo, dovuto in parte anche e soprattutto a chi ha usato delle strategie tecniche, agronomiche. Per esempio durante l'annata Granari ha usato una concimazione in particolar modo liquida, che quest'anno ha dato dei risultati più che eccellenti. Infatti oggi abbiamo il DFMAN, che è leader mondiale nel settore dei concimi liquidi, ma non solo. L'innovazione tecnica procede anche sui sementi. Infatti quest'anno abbiamo, come potete vedere dai cartelli, abbiamo lanciato una nuova varietà. Il produttore sementi Polesani ha inserito nella sua scuderia una varietà come il Pivier, che è una varietà che ha dato delle rese decisamente importanti, ma non solo la produttività. Pivier ha anche delle caratteristiche monitorie decisamente interessanti e quindi è entrata subito in filiere molto importanti. Considerate questa varietà qua, ne parleremo per lunghi anni, è una varietà che darà delle soddisfazioni. Io procedo presentando alcuni ospiti importanti. Franco Franceschetti della DFMAN, che ci relazionerà sulla nutrizione liquida. Abbiamo Massimiliano Azzi della Florimonte 3, una società sementiera che negli ultimi anni ha investito molto in tecnologie, innovazioni e quindi sta mettendo in campo dei prodotti altamente performanti. Abbiamo in sala anche una gradita presenza Alberto Naldoni del Mulino Naldoni, che saluto, buonasera, e magari dopo quando vuole può intervenire nel sensimento. Mi preme salutare anche una nutrita presenza della cooperativa di Adria, saluto, cooperativa Santa Maria Assunta, dove essere presenti anche altre cooperative, però per esempio nel Ferrarese ci sono grossi problemi, cioè, per fortuna vero, ma c'è pomodoro, melone, cocomero, bietole che sono iniziate, quindi è un momento difficile, è un momento decisamente difficile per buonasera e quindi insomma questo è il gruppetto. Continuo nella presentazione, ringrazio anche l'amico Succi Silvio che ci mette sempre a disposizione una struttura del genere. È arrivato, ecco vedi, beati gli ultimi che saranno i primi, Finessi Luca che ci gira le spalle della cooperativa Vasco Ferrarese. Non poteva mancare in questi incontri un giornalista, un moderatore importante come Lorenzo Andreotti, che non manca mai nei nostri incontri, anzi vi dirò di più, lui era in vacanza, ha stoppato le vacanze per venire, quando ha saputo che c'era questo incontro è venuto appositamente di Polesine TV, quindi li potrete vedere in Facebook, YouTube e Polesine TV lo stesso. Bene, io adesso darei la parola all'amico Andreotti. Allora, in realtà Arnaldo ha già introdotto bene, no, quello che è un po' l'obiettivo di questo incontro con voi. Peraltro siamo anche in pochi, per cui direi che c'è anche un'area, no, abbastanza intima, quindi se qualcuno vuole intervenire, fare domande, avremo modo di fare un po' di discussione con i nostri ospiti e anche tra di noi. E diceva giustamente Arnaldo, ha fatto dei numeri molto buoni prima per quanto riguarda l'annata frumento. In realtà le ultime stime che sono uscite, le stime di Talmoppa, parlano di una produzione di un'annata un po' difficile per il frumento tenero, come lo è stata anche per il frumento duro soprattutto del sud Italia, no? Nella zona della Capitanata, nella provincia più importante, probabilmente è andata così. E in generale anche in Italia si parla di una produzione complessiva di frumento tenero quest'anno che
arriva 2,8-2,9 milioni di quintali e milioni di tonnellate, scusate, non è assolutamente molto distante da quello dell'anno scorso, che in realtà è stata un'annata molto ricca da questo punto di vista. Noi dell'informatore avevamo stimato intorno ai 3 milioni 100 più o meno, quest'anno sono 2,8, tra i 2,8 e 2,9, quindi sono un calo deciso di produzione. La qualità pare non essere malissimo, salvo le varietà di forza, che in linea reali hanno prodotto così, senza per questioni in realtà legate a un ritmo meteorologico, perché è un po' difficile così meglio. In realtà è andato male un po' in generale in ambito comunitario, a livello europeo, la produzione di tenero arriviamo a 118 milioni di tonnellate, sono le ultime stime, 2,8 in Italia, quindi 2,4%, del briciole praticamente, e un calo complessivo attorno al 10%, sempre nella produzione totale. I prezzi, se seguite il mercato, vedete anche voi, gli scoppieri viaggiano sulla loro quotazione normale, insomma, che è attorno ai 18,5. Quello che un po' stupisce adesso è che i frumenti di forza sono un po' bassi di quotazione, in realtà c'è stato un ribasso del frumento di qualità nordamericano, ha perso 2 euro a tonnellata e 2 euro a quintale, 2 euro per nelle ultime settimane c'è la debolezza del dollaro USA e quindi un leggero calo. È probabile che stagnerà questa situazione qua per qualche tempo, poi vedremo come si evolverà nelle prossime settimane. E niente, il discorso che diceva prima Arnaldo, che citava, il discorso delle filiere, è estremamente importante, è un argomento molto stimolante, e i 2 interventi che faremo a seguire si inseriscono bene secondo me, perché le filiere hanno bisogno di un'innovazione importante, hanno bisogno di innovazione genetica, hanno bisogno di innovazione agrotecnica, hanno bisogno anche di innovazioni di mentalità in alcuni casi, avrebbero bisogno di filiere, soprattutto quella del grano tenero, di un sostegno, che anche quella del mais l'ha ricevuto, ma avrebbe bisogno di ancora di più, di un sostegno un po' più importante per la parte governativa. Ci sono i 100 euro per il grano duro, che sono stati recentemente riconfermati, e anche lì è stata dura, e ancora ci sono molte critiche, no, sul riconoscimento in realtà di chi ha aderito negli passati, dicendo, la GEA, sono cose che esulano dall'incontro di oggi. È necessario sicuramente cominciare a pensare a uno strumento di sostegno delle filiere che sia per 360 gradi per i seminacidi italiani, per i seminacidi nazionali. È una battaglia da portare avanti in ambito ministeriale, sicuramente, come tutte le cose, quando c'è una richiesta che sale dal basso, no? Quindi dai produttori e dagli agricoltori, fa più presa, ha più forza, ecco, per arrivare poi sui tavoli che contano. Per adesso ci dobbiamo accontentare in realtà di parlare solo, che sono i 2 ingredienti più importanti, di genetica, no? Della genetica più innovativa e della nutrizione più innovativa. Partiamo subito per parlare di genetica, è già stato presentato Arnaldo, abbiamo Massimiliano Azzi di Florimond 3, e al quale lascio la parola. Prego. Volevo darvi una piccola presentazione prima dell'azienda. Il gruppo Florimond 3 rappresenta l'11ª azienda di sementi. Vedete in testa abbiamo Bayer e Corteva, Florimond 3 si attesta appunto, come vi dicevo, come 11ª azienda sementiera. Un po' di storia riguardo questa multinazionale. È una multinazionale a conduzione familiare, quindi una multinazionale un po' fuori dall'ordinanza. Nel 1804 praticamente la famiglia Després si stabilisce in una zona a nord della Francia, e Jean-Baptiste Després ha iniziato i primi screening varietali sulla barbabietola da zucchero e fonda la società Després. Nel 1856 viene fatta il primo screening varietale analizzando lo zucchero, quindi si iniziano a selezionare le varietà di barbabietola da zucchero in funzione delle rese. Che cosa è successo poi? Nel 1946 la società inizia a costituire la prima varietà di frumento, lo chiama Cappelle, perché il nostro centro principale è a nord della Francia, a Cappelle appunto,
e nell'87 viene fatta la prima filiale, quindi diventa a tutti gli effetti una multinazionale, la prima filiale in Marocco, e nel 2005 acquisisce SES Van der Abe. Infatti io, Andrea Lancioni, il mio collega qua presente, siamo di SES Van der Abe. SES Van der Abe è rappresentante in Italia di Florimond Desprez. Nel 2013 viene creata un'altra filiale in Sud America, in Argentina, Trigal Genesti, e viene acquisita poi successivamente nel 2014 e anche con l'acquisizione del 2016 Germicopa e parte di Danespo. Quindi diciamo così, la famiglia Desprez sceglie di investire nella barbabietola da zucchero ma anche nelle patate, quindi hanno un importante ruolo per questa azienda barbabietole e patate, oltre che il frumento. Acquisisce nel 2017 SPD, un'altra azienda di patate, e una turca, Endotar, sempre riguarda questa volta le barbabietole da zucchero. Quindi importanti investimenti per l'azienda su bietole, patate e cereali a paglia. Quali sono la nostra missione è quella appunto di creare nuove varietà. Ottenere varietà per noi è fondamentale, basandoci su criteri agronomici, tecnologici nel rispetto ambientale, produrre sementi ed essere vettore di diffusione dell'innovazione verso le filiere agricole. Queste sono le specie che l'azienda tratta, quindi grano duro, tenero, triticale, orzo, pisello proteico da foraggio, barbabietole da zucchero e da foraggio, patate e cicoria. Queste sono le nostre colture. La nostra impresa è diciamo, rappresentata da 1089 collaboratori in Francia, e la dislocazione geografica della nostra azienda è per il 48% in Francia, un 40% in Europa e un 12% nel resto del mondo. La ricerca, che cosa investe l'azienda in termini di ricerca? Il 15% del proprio fatturato, quindi un'importante risorsa va alla ricerca, ma soprattutto il 35% del personale viene investito nella ricerca. Quindi da qua l'importanza di quello che diceva Arnaldo e di quello che verrà poi in futuro. La nostra ricerca si basa su dei marcatori molecolari, sequenze genotipiche, e quindi non sto ad annoiarvi su tutta quella che riguarda la genetica, la ricerca non nasce solo a casa nostra, ma nasce anche frutto di diverse partnership che fa questa azienda. Perché Florimond Desprez rientra in importanti progetti internazionali, sia per la bietola, per il frumento tenero e duro, e anche per quanto riguarda la patata. Quindi sì, innovazione e ricerca all'interno, ma fatta anche di tante collaborazioni. E noi oggi in effetti non stiamo altro che stiamo mettendo in pratica quello che sono anche i valori nostri aziendali e quali sono? Umiltà, generosità e perseveranza sono le caratteristiche che rappresentano la nostra azienda, e questa collaborazione che abbiamo fatto anche in questa giornata è un po' il frutto di quello che ci richiede la nostra multinazionale. Come avete visto, questi sono i numeri chiave dell'azienda: 296 milioni di euro di fatturato, 1089 dipendenti, 9 sono le specie lavorate, 35 filiali dirette all'estero e il 15% è il fatturato che viene investito nella ricerca. Questo è ciò che avviene in Italia. Diciamo così, abbiamo prove sperimentali dove vengono assaggiate tutte le nostre nuove linee, perché le nuove linee, prima di venire presentate a livello commerciale, fanno 3 anni in Italia di ricerca. Quindi viene fatto prima uno screening in Francia e poi 3 anni vengono assaggiate in Italia. E le vedete con il colore verde, sono quelle proprio i punti dove vengono assaggiate in Italia. Poi abbiamo delle prove dimostrative che sono le linee commerciali o pre-commerciali. Lasciatemi dire 2 parole anche per chi è SES Van der Abe Italia. Siamo una SRL, commercializziamo, come sapete, varietà di barbabietole da zucchero. Siamo un sito strategico per la produzione di barbabietola da seme, infatti il 60% del seme va in Europa, del nostro seme è prodotto nelle aree
tra Forlì Cesena, Ravenna e Ferrara, e abbiamo più di 200 ettari di vivaio di bietole da zucchero, di bietole da seme, scusate. E qua noi in Italia facciamo una prima prepolitura e poi dopo viene inviata in Belgio a Tienen, dove abbiamo il nostro centro. Ora parliamo un attimo di Pillier, la varietà che nasce appunto da questa ricerca genetica, e con soddisfazione siamo riusciti con Arnaldo a introdurla nella carta del mulino bianco, e poi vi spiegherò e vedremo dopo qual è il motivo per cui è riuscita ad entrare nella carta del mulino bianco. Carta del mulino bianco, sapete benissimo, conoscete benissimo che è un disciplinare di fatto di produzione dove importante è la sostenibilità ambientale. Quindi perché è entrato? Stiamo parlando di una varietà che ha un ciclo medio, non è una coltura molto alta, quindi è resistentissimo all'allettamento e resiste anche bene a degli investimenti elevati di seme. Ha una buona resistenza alla ruggine bruna, meno alla ruggine gialla, e ha un'ottima tolleranza al clortaluron, quindi si presta anche a determinate strategie di diserbo, è resistente anche alla cecidomia. Quest'anno abbiamo avuto diversi problemi di cecidomia in diverse zone, e poi, come vedremo dopo, ha dato anche buoni risultati di resistenza alla fusariosi della spiga. Lo vedremo dopo da un dato che vi farò, perché siamo abbastanza avanti nella ricerca per quanto riguarda le fusariosi. Non siamo ancora arrivati a, diciamo così, a tararci al meglio, però Pillier è una varietà che ha dimostrato anche l'anno scorso che avevamo avuto grossi problemi di DON. Quest'anno, diciamoci la verità, grossi problemi di DON non ci dovrebbero essere, almeno al momento mi risulta che non ci siano stati grossi problemi di DON, però l'anno scorso è stata un'annata dove c'erano problemi di DON elevati e Pillier ha dato, e poi lo vedremo, nella zona soprattutto di Vicenza aveva un campo, poi lo vedremo bene dai dati, dove ha dato i risultati più bassi di DON. Stiamo parlando di una varietà che è un frumento panificabile, ha una durezza media, e vorrei focalizzare, visto che c'è anche il mulino, ha un PSUL 0407, che di solito è un indice con cui viene misurata l'elasticità di una farina, e quindi generalmente i nostri clienti, i riproduttori, ci richiedono dei valori di PSUL che abbiano 0,4 e 0,7 proprio per la migliore lavorabilità delle farine. Diamo un'occhiata un po' ai risultati che vi dicevo delle prove. Qua vi farò vedere una carrellata di dati che riguardano la campagna 2019 e 2020. Considerate, guardando i dati che vedrete della campagna 2020, che su queste aziende l'investimento massimo che si è arrivati ad ettaro sono 2 quintali per ettaro di seme. Non è tantissimo, infatti vedrete delle rese che secondo me che a casa vostra sono state molto più alte, perché abbiamo visto che spingendoci oltre i 2 quintali per ettaro abbiamo delle rese veramente più interessanti. Oltretutto, faccio un altro piccolo assist al collega della nutrizione, queste aziende hanno concimato principalmente con urea o nitrati. Quindi in un'annata come quest'anno, dove abbiamo passato un grosso periodo di siccità, la concimazione secondo me di un certo tipo è stata fondamentale. Poi il collega magari dirà qualcosa in più. Questa è l'azienda di Orta, che conoscete tutti. Questa è una prova parcellare. L'anno scorso Pillier in confronto a Soleio avevamo confronto, quest'anno le varietà di confronto sono Rubisco e Marco Polo. Rubisco è un panificabile superiore di RGT e invece Marco Polo è un altro panificabile. Pillier, come vi ho detto, è un panificabile, quindi il confronto va fatto appunto, come vi dicevo, con un altro panificabile. Questa invece è una prova che abbiamo fatto a Castello d'Argile da un nostro amico terzista. Qui avevamo parcelloni molto grandi, da 1120 metri quadri. Anche qui l'investimento non è arrivato ai 2 quintali per ettaro, e queste qua sono state, purtroppo non ho le proteine perché adesso stiamo facendo anche le analisi l'alveogramma di Chopin, perché vogliamo in un qualche modo vedere anche
quest'anno si conferma, come ha confermato poi gli anni precedenti, questa malleabilità delle farine, perché per noi è molto importante per poter entrare e per poter rimanere nella filiera della carta del mulino bianco, perché comunque è una varietà che ci permette di avere una buona sostenibilità ambientale per le caratteristiche che vi dicevo prima. Questa invece è la varietà, è la prova fatta a Vicenza, che vi dicevo. Vorrei farvi solo notare il dato dell'anno scorso delle DON. Qua abbiamo il colonna delle DON e come potete vedere era veramente basso. Qui ho tolto anche, avevamo anche un dato di un'altra varietà che superavamo i 1000 ppb ed era una varietà ad hoc, che è una varietà molto coltivata nella zona attorno a Vicenza. Qui abbiamo, per quanto riguarda il 2020, purtroppo per ora abbiamo solo le rese, poi dopo i dati qualitativi, casomai anche con Arnaldo, visto che comunque siete una platea abbastanza familiare, vi conosce tutti, non ho problemi a farveli avere, a farli vedere ad Arnaldo. Questa è un'altra azienda, questa volta è a Spoleto. Anche qui considerate che le semine, come anche ad Orta quest'anno, le semine sono state fatte a dicembre, anzi ad Orta addirittura sono andate anche a gennaio quest'anno, quindi, però mentre là era una prova parcellare dove appunto hanno irrigato, qui invece non c'è stata irrigazione, semina a dicembre e devo dire la verità che le rese fare 83 quintali per ettaro in questo areale qua, quando la media quest'anno è stata intorno ai 60 quintali, nella zona di Perugia, Spoleto, è stata veramente una buona... Hanno prodotto comunque bene anche con Soleio, perché hanno fatto 76 quintali, però dicono che la media lì in zona è stata intorno ai 60-65 quintali quest'anno. Ecco, questo è un po' il riassunto dei dati qualitativi di Pilier dell'anno scorso, perché come vi dicevo quest'anno non li ho, e li vedete riassunti P su L per le diverse zone, quindi Orta, Ravenna, il primo dato, Boselle e Bologna, e Molina e Vicenza, l'azienda Molina, e Orsolini è l'azienda che vi dicevo di Spoleto. Pilier è stata la varietà che ha deciso di sposare Arnaldo, sono contento che sia iniziata questa collaborazione e come vi dicevo in cantiere abbiamo tante altre varietà, siamo vicini ad avere delle importanti resistenze per quanto riguarda la fusoriosi, per non avere grossi problemi poi di DON, perché oggi il problema, quest'anno per fortuna non è un problema, ma normalmente nei nostri areali purtroppo è un problema molto presente. E questi sono alcuni nomi di varietà che arriveranno da quest'anno, ma anche dall'anno prossimo, potrebbero essere disponibili e stiamo, la volontà è quella di fare ricerca nei 3 anni in Italia per trovare le varietà che possono essere più adatte all'areale italiano, ma la volontà è di lavorare con i riproduttori, perché noi di fatto, non l'ho detto prima, rappresentiamo i costitutori, quindi il nostro lavoro non è vendere R2, il lavoro di vendere R2 è quello di Arnaldo, ma noi la volontà di esserci oggi è per dire che noi vogliamo radicarci nel territorio insieme a voi e cercare di trovare le varietà che possono essere adatte al vostro territorio. Da qui la volontà di fare questa giornata insieme a voi, di venire come costitutori a parlare a voi in collaborazione con Arnaldo, perché noi crediamo molto nelle collaborazioni territoriali, è proprio una cosa che ci richiede anche proprio la nostra azienda. E niente, io vi ringrazio per l'attenzione e non voglio dilungarmi, poi sono disponibile per le domande e lascio la parola a Andrea. Franco Franceschetti di EDF MAN, e nello specifico credo che sia anche già stato citato un paio di volte il prodotto e la strategia che si andrà a raccontare. Franco. Sì. Ecco, io ho pensato di sviluppare queste 2 caratteristiche: ottimizzare le produzioni cerealicole nel rispetto dell'ambiente e del reddito delle aziende agricole. Questo è il focus.
Permettetemi solo 2 minuti per spiegare chi mi paga il salario. È una società molto grande che è poco conosciuta ancora in Italia, è Edi Elfman. Edi Elfman nasce da 2 fratelli, Edmund e Frederick Mann, in Inghilterra nel 783. La caratteristica della società è di avere 7.000 dipendenti e il grosso business è rappresentato dalle materie che vengono commercializzate nel mondo. Il più grosso cliente di Edi Elfman in Italia è Lavazza, caffè e altro. La caratteristica, questa azienda questo gruppo di aziende ha un fatturato di 10 miliardi di dollari. È presente in tutto il mondo e ovviamente quelle cifre sono la somma di tutta una serie di prodotti che sono comunque sempre nell'ambito del settore agricolo. In particolare a noi ci interessano questi 2 marchi, il Sugar Plus, che sono una linea di nutrienti per animali, no? Che sono sempre di origine vegetale, e i concimi fertilizzanti che poi vedremo. E questi sono i settori. In Italia la caratteristica del gruppo è quella di aver individuato l'Italia come produttore di fertilizzanti. Da una ricerca fatta all'interno del gruppo si è riscontrato che il Made in Italy, anche per i produttori, anche dei fertilizzanti, ha un valore aggiunto. E quindi di conseguenza si è iniziata la ricerca e si è iniziata ad individuare una serie di fabbriche che siano, partendo ovviamente dal porto più attrezzato per la commercializzazione all'estero dei fertilizzanti, che è il porto di Ravenna, l'ufficio centrale a Bologna, e per ora ci sono ben 3 fabbriche, una a Torri, vicino, una a Polesella, qui allo zuccherificio, per capirci, e a Faenza. Una breve panoramica sulle fabbriche, perché ci sono davvero, non sono finte, insomma, anche la capacità di stoccaggio e di produzione comunque sono numeri importanti, come potete vedere. La collaborazione, e quindi questo è un po' la situazione, come si sta sviluppando in questo paese. Credo che sia un messaggio importante, molto positivo, il fatto che finalmente un gruppo di questa dimensione decide di investire in Italia. Veniamo allo specifico del nostro argomento di cui vorrei velocemente parlarvi adesso. Eventualmente abbiamo le domande e poi avremo anche la cena nel caso che ci fossero degli approfondimenti più interessanti. Quali sono gli elementi nutritivi più interessanti nei cereali di cui affronteremo adesso lo sviluppo? Sicuramente l'azoto, lo zolfo, il rame, un microelemento fondamentale che spesso viene trascurato, e ovviamente il magnesio, in quanto elemento fondamentale nella costituzione della molecola della fotosintesi e quindi della clorofilla. Non mi fermo molto sull'azoto perché so che sapete tutto sull'azoto, sulle varie forme di azoto, sull'efficacia come anche anticongelante del nitrato, eccetera. Non guadagniamo tempo. Ci fermiamo un attimo sullo zolfo perché sempre di più lo zolfo sta diventando il 4º macronutriente. Perché? Mentre prima c'erano dei livelli di inquinamento molto elevati, per cui avevamo piogge acide, cadeva piovendo grossi volumi di zolfo. Lo zolfo è un macronutriente, vedremo poi i consumi. 2 anni fa ci sono state delle grosse carenze di zolfo, quest'anno meno, proprio perché è stata più siccitosa l'inizio della primavera e la fine inverno,
Però è un mesoelemento. Quindi il consumo per tonnellata di granella è di 3-4 kg. E non parliamo della paglia, parliamo solo della granella, quindi parliamo di quantità importanti comunque. E il rame invece è un micronutriente, infatti vedete che le asportazioni di rame, parliamo sempre di granella così uniformiamo più velocemente, sono dai 40 ai 45 grammi per tonnellata di granella, no? Il rame è un micronutriente e quindi, come tutti i micronutrienti, deve essere distribuito in un momento ben preciso, perché il rame ha due caratteristiche per cui si differenzia: la fertilità della spiga, e quindi è quello che mi fa riempire la spiga. Se c'è o non c'è abbastanza rame, la spiga non è fertile e non riesce a fertilizzarsi completamente, a riempirsi completamente. Però il momento di assorbimento, di traslocazione del rame è nel periodo iniziale, quindi nel periodo dall'1 alle 4-5 foglie vere. Oltre, ormai la spiga ha già deciso quanto piena sarà e quindi non è più significativo. Come nutriente spesso si pensa al rame. Il rame è sicuramente il primo, anzi uno dei più storici antiparassitari, inteso come difesa. Però la difesa è una forma di rame che non penetra all'interno della pianta, deve stare fuori dalla pianta. Nel momento in cui entra, e se entra, diventa fitotossico. L'altra caratteristica del rame è di ridurre, di sviluppare molto la lignina, di rendere più elastico il tutulo e quindi di conseguenza di ridurre l'allettamento. Queste sono le due caratteristiche principali di questo micronutriente, che nei cereali, specialmente autunno-verlini, è un micronutriente fondamentale. E poi c'è il magnesio lo conosciamo quasi tutti, è un elemento che soprattutto quando ci sono siccità o alte temperature la pianta può avere delle problematiche. Avete visto che di Eichmann e l'asportazione è di 20 kg infatti per tonnellata. Facciamo una veloce comparazione tra quelli che sono una concimazione fluida e una concimazione solida. Premesso che Eddie Eichmann produce sia i solidi che i liquidi, organici, misti organici e chimici, cioè premesso questo, però facciamo una differenziazione, perché poi è l'imprenditore agricolo che decide se la macchina deve essere ibrida, a benzina o a gasolio. Siete voi che decidete. Io sono qui per cercare di darvi più informazioni possibili e sono ben felice di rispondere alle vostre domande, no? Chiaramente l'assorbimento del liquido, del fluido, inteso fluido perché ha densità intorno a 1,3, 1,4, spesso viene utilizzato senza l'utilizzo di acqua, proprio perché è più facile. Sono molto più mobili e facilmente assimilabili dalla pianta, perché li distribuiamo molto più uniformemente. Non si crea, come per il granulo, il problema della salinità, intesa con il fatto che il granulo dove cade, attorno al granulo inevitabilmente si aumenta la salinità. La distribuzione è sicuramente più uniforme, si citava prima orta, chiaramente tutti quelli che fanno le parcelle sono costretti ad utilizzare dei prodotti liquidi o fluidi perché è l'unico modo per avere una distribuzione uniforme, a maggior ragione una grande azienda. Le attrezzature, io vi ho portato degli esempi, l'unico problema è che vi vanno ovviamente adeguati gli ugelli. I concimi solidi devono sciogliersi, no? E in alcuni casi, relativamente alla salinità, vicino al granulo si creano dei problemi e la distribuzione non può essere uniforme. Però il solido è più economico al chilo, è più facile da conservare, nel senso che io compro il sacco e il saccone, lo metto al coperto e sono tranquillo. Il fluido è molto più facile da gestione,
eventualmente se dovessi miscelarlo con altri elementi, ma il massimo vantaggio è la maggiore efficienza che ha il prodotto e una migliore uniformità di distribuzione. Queste sono le proposte che sono state fatte l'anno scorso, cioè la scorsa campagna, scusate, qui in zona, con grossi risultati interessanti. Poi li vedremo nel dettaglio. Sono 3 prodotti, uno ovviamente all'inizio, uno a metà e uno verso la fine, proprio perché la cosa fondamentale nella concimazione azotata è il frazionamento, come ben sappiamo. Vi dicevo prima che il prodotto Azo Super Trio CU, di cui avete una scheda che gentilmente ha fornito produttori sementi polesani, è un prodotto studiato proprio per quest'area. Quest'area intendo il delta del Po, in particolare la zona di Rovigo e di Ferrara, proprio per la caratteristica, per la composizione del prodotto. Il prodotto ha 358 grammi litro di azoto, nitrico, ammoniacale ed ureico, e quindi viene 85 grammi litro di zolfo, 3 grammi di rame. Il fatto di avere le 3 forme di azoto, è per questo che si chiama Azo Super Trio, ci permette di avere un pronto effetto, anche perché, come avete visto, viene utilizzato nelle prime fasi di accestimento. È lì il momento più indicato per utilizzarlo, perché lì sfrutto sia il nitrato che c'è e sia il rame soprattutto. Oltre ovviamente ad apportarli più avanti, qua quello che vi ho appena detto. Poi questa presentazione, se qualcuno è interessato, io gliela invio, ovviamente, con grande piacere. L'altro prodotto è invece un prodotto più ricco in azoto, sempre con zolfo, che viene utilizzato in seconda battuta. Per poi arrivare al prodotto fogliare. Il prodotto fogliare chiaramente è specifico per chi ha o ci sono state delle carenze precedenti per cui non sono riuscito a distribuire le quantità sufficienti di elementi nutritivi. In questo caso, siccome stiamo parlando di foglia bandiera, o abbiamo un grado di forza, per cui è importante aumentare il contenuto proteico, quindi il fatto di avere un prodotto come l'Azopower MGS, che ha i 3 elementi più importanti sostanzialmente, oltre ad essere un prodotto specificatamente fogliare, ha i 3 elementi importanti. I 3 elementi importanti in questa fase sono l'azoto, sempre per quanto riguarda la produzione dei cereali, lo zolfo, vedete che ne ha molto di più, 105 grammi litro, e poi c'è il magnesio. Il magnesio in questa fase, perché comincia ad essere in foglia bandiera, le temperature si alzano, la pianta fa fatica a traslocare il magnesio e quindi ha la capacità di mantenere più verde la foglia bandiera, di allungare la capacità fotosintetica della foglia bandiera e quindi la possibilità di aumentare il contenuto proteico. Diciamo che è un prodotto nato per il contenuto proteico, che può essere utilizzato proprio per la formulazione che ha, con adesivanti, adiuvanti, e che non cristallizza neanche a grosse temperature, ad alte temperature, scusate. Proprio per questi servono i coformulanti. Ovviamente in questo caso è miscibile con tutti i fitofarmaci e può essere utilizzato fino a un massimo di una diluzione di 1 a 2, quindi di 100 litri per ettaro. E poi abbiamo messo un biostimolante perché adesso è importante abbiamo un problema a livello di difesa. Adesso qui il problema della difesa è che stanno riducendo il numero di principi attivi da un lato e il numero di trattamenti dall'altro. Allora, nell'ottica di migliorare anche l'ambiente, inevitabilmente, il fatto di avere un prodotto come il Fertimix 104, che viene utilizzato a dosi basse, non tanto
come fertilizzante, ma proprio come coadiuvante dei fitofarmaci, infatti viene utilizzato a 2-4 kg per ettaro, ha la funzione proprio di migliorare l'efficacia, di ridurre, più che di migliorare l'efficacia del fitofarmaco, di non ridurre l'efficacia del fitofarmaco. Vi faccio perdere altri 2 minuti perché vorrei proprio nell'ottica della gestione aziendale, no? Qui mi sono permesso di riportare un articolo pubblicato sull'Informatore Agrario in cui ci sono le esportazioni sempre per tonnellata di granella. Questo per fare un conto un po', e vedete che sostanzialmente tra la produzione integrata Orta e Arvalis è la ditta francese che fa quello che fa Orta in Italia sostanzialmente, insomma. Quindi fa ricerca e cerca di dare un aiuto alle aziende agricole. Vedete che sostanzialmente, adesso chilo più, chilo meno, siamo sulla stessa linea d'onda. Sostanzialmente, per non scendere in particolare, possiamo dire tranquillamente che il frazionamento è importante e che possiamo dire serenamente che per ottenere 10 tonnellate di granella abbiamo la necessità, facendo un conto medio di 30 unità o chili di azoto per ettaro, dobbiamo distribuire 300 kg di azoto. La pianta deve avere la possibilità di assorbire 300 kg di azoto per ettaro. Ovviamente si tiene conto in primis della ricchezza in azotato del terreno, quindi dall'analisi del terreno. Questo è il mio terreno, io ho un appezzamento a Frassinelle, per capirci, e quindi in questo appezzamento, come vedete, ci sono circa 80 unità di azoto disponibili per la pianta, 75 sono, e quindi le tolgo da quelle che devo distribuire, perché ci sono già. C'è l'1,2 di sostanze organiche, quindi ci sono 75 unità che vengono poi trasformate e quindi rese disponibili per l'azienda, e poi abbiamo le 60 unità per la precessione culturale, barbabietola e zucchero in questo caso, sempre per restare in linea. Poi noi abbiamo però anche delle perdite determinate dalla volatilizzazione e dal percolamento in falda dell'azoto, e quindi se noi utilizziamo l'urea, il problema principale è rappresentato ovviamente dai rischi, soprattutto per le alte temperature sopra gli 8 gradi, comincia a volatilizzarsi, cioè a trasformarsi da azoto ureico ad azoto ammoniacale, e quindi ad essere volatilizzato, arrivando a una perdita media intorno al 27. Fino a 33 può arrivare, dipende dalla temperatura, insomma. Sì, sul suolo, certo. Quindi ho fatto un conto, tanto per dargli un ulteriore stimolo, molto semplice, no? Vedete che se io devo distribuire l'urea, per poter dare 300 unità, devo almeno distribuendolo nei 3 interventi canonici, per cui devo fare almeno 160 kg col primo trattamento, col secondo 200 kg, cioè 2 quintali, e poi un altro quintale alla botticella. Invece con il liquido, ovviamente il liquido che viene fatto all'accestimento a 150 kg per ettaro e a 170 kg 15-20 giorni dopo, va utilizzato il prodotto puro. Qui sorge un problema, vi dico perché anticipo Arnaldo e la sua domanda, no? Arnaldo mi telefona e mi dice: ma questi prodotti ho visto che hanno pH 7, quindi li posso miscelare con il diserbo? Non possiamo miscelarli col diserbo, non per una questione chimica, ma una questione legislativa.
nel senso che i fitofarmaci sono registrati per essere utilizzati in acqua e la registrazione è del Ministero della Sanità. In questo caso noi utilizzeremo il prodotto in concime e quindi non possiamo garantire né dal punto di vista sanitario né dal punto di vista dell'efficacia del prodotto. Invece il prodotto, sia il Fertimix 150 che l'Azopower MGS, sono due prodotti fogliari, perché abbiamo visto che l'Azopower al massimo lo possiamo usare a 100 litri in 200 litri d'acqua, quindi c'è sempre più acqua di concimi. Quindi arriviamo sostanzialmente ad avere questa disponibilità, azoto disponibile. Poi abbiamo visto prima che al contrario l'urea, questa linea di prodotti, apporta anche 34 kg di zolfo. Teniamo presente che, come abbiamo visto prima, facendo una media dai 3 ai 4 kg di 3 e 2, 32 kg sono l'asportazione di zolfo, quindi noi lo apportiamo lo stesso, 34 kg, e quel microelemento di cui abbiamo parlato prima, quei famosi 3 grammi che parlavamo, che di per sé dice poco, però diventano 450 grammi a ettaro se do una quantità di 150 kg, che è la quantità che viene asportata dal cereale, che fa 10 tonnellate. Quindi c'è una correlazione, i 3 grammi sono studiati in funzione della produzione. E quindi, ecco, siamo a questa situazione sostanzialmente. E questo è il programma che abbiamo messo a punto con produttori sementi polesani, testato in varie aziende, in primis nella mia e anche nella sua, e come vedete schematicamente mi sono permesso di diversificare gli ugelli, perché i primi 2 trattamenti fatti con l'Azopower Trio GU e l'Azopower Trio S vengono fatti, se vi ricordate, prima c'è bisogno di adeguare gli ugelli. Qui mi sono permesso di portare degli esempi, ma ce ne sono milioni, insomma, sono innesti a baionetta e sono ugelli che permettono di far cadere il prodotto direttamente sul terreno. Poi chi li vuole ci sono qua, insomma. Mentre il Fertimix 104 e l'Azopower MGS sono 2 prodotti fogliari e quindi sono prodotti con cui noi vi forniamo sempre una tabella di compatibilità con i fitofarmaci, non solo di miscibilità, di compatibilità con i fitofarmaci per raggiungere risultati importanti. Nelle prove che abbiamo visto in giro, no, le dosi, questi utilizzi hanno dato un incremento produttivo importante, anche quest'anno dove le resi sono state importanti. Vi faccio vedere solo, e poi chiudo velocemente. Questa è la resa della mia azienda. Qualcuno di voi, parecchi, hanno gli ugelli anche a 5 fori. Sì, vanno bene, anche 5 fori, logicamente i 7 fori, sì, anche a 3, però io starei sui 5 e 7. Già con i 5 abbiamo una distribuzione ottimale, quindi chi ha anche i 5 fori può usare anche i 5 fori. Quest'anno noi abbiamo usato svariato concime liquido della DFA, in particolar modo Azo Super Trio S e Azopower NGS. Li abbiamo usati a 160-170 kg, che corrispondono esattamente più o meno 130-135 litri, correggimi se sbaglio, 140, una roba così, con dei risultati eccezionali. In foglia bandiera abbiamo usato parecchio Azopower MGS dai 20 ai 30 litri per ettaro, assieme a tutti i trattamenti, e voglio ripetere il discorso
discorso che ha fatto anche l'amico Franco, con gli ugelli normali possiamo usarli assieme a tutti i fungicidi possibili e immaginabili. È una procedura, una tecnica che secondo me prenderà molto piede, in quanto oltre a un discorso di complemento, di complementarietà dal punto di vista monitorio, effettivamente il magnesio mi prolunga la vita della mia pianta, che è molto importante soprattutto per le produzioni finali. Devo fare una considerazione sui numeri che abbiamo visto. In realtà io ho già avuto un'anteprima dei risultati della rete nazionale forniti teneri, no? Che arriva, che pubblichiamo tutti gli anni. Ecco, devo dire che i numeri che vengono fuori qui, che avete citato voi prima, che hanno citato sia gli amici di Florimond Desprez con i risultati di Orta, nelle varie aziende, sia anche quelli che ha citato a casa sua, Francia City, sono numeri decisamente sopra le medie, nettamente. Vuol dire che dubbio l'agrotecnica, la genetica sicuramente, le agrotecniche, le fertilizzazioni e tutto quello che ne consegue fanno cambiare passo la cultura, ed è credo quello che serve assolutamente oggi per i seminativi, che si parli di duro, si parli di tenero, si parli di orzo, anche per noi è stata un'annata molto difficile questa qui, con rese decisamente contenute, perché ovviamente sì, la materia prima serve, perché comunque a fronte della produzione di 2,9 milioni di tonnellate che vi dicevo prima, l'impiego industriale italiano supera il 5,3, quindi c'è poco da fare. L'autoapprovvigionamento per il frumento tenero in Italia è del 35-40%, scarso, vuol dire che siamo importatori netti e non c'è niente da fare. Sono pochi però, e qua infatti mi vorrei ricollegare al discorso di prima, perché c'è tutto questo fermento attorno alle filiere, perché si parla continuamente di filiere, di Made in Italy, di dicendo, che sono un ambito di marketing che qua noi siamo all'inizio della filiera. In realtà la filiera vera si chiude alla fine, no? Sul banco del supermercato, perché è lì che si chiude la filiera del prodotto fatto col frumento tenero o della pasta fatta col grano duro Made in Italy. Sono estremamente richieste, ci sono state anche delle ricerche di alcuni centri di ricerca che sono state fatte proprio ai supermercati durante il lockdown e hanno guardato quali erano i prodotti più venduti tendenzialmente nei supermercati. Allora, nonostante l'italiano medio non sia mai particolarmente patriottico, il Made in Italy è andato molto più forte delle altre produzioni, cioè c'è stata inconsciamente una ricerca del prodotto italiano più forte rispetto a quello di importazione o comunque estera, segno che comunque c'è un mercato interessantissimo per questo tipo di prodotti. Lo sanno le industrie che ci credono, ovviamente i trasformatori, e chiaramente lo sanno anche gli agricoltori che seguono questi ambiti. Forse sono macchine che in alcuni casi vanno un po' aggiustate, quelle delle filiere, però è il futuro di fatto, soprattutto per il nostro paese. Però io in questo ambito vorrei sentire, visto che è stato citato prima che abbiamo in sala un molino, un monitore, vorrei sentire anche lui se ha qualcosa da aggiungere, e volevo fargli una domanda in realtà anche abbastanza importante. I prodotti di cui abbiamo parlato adesso, no? Rientrano comunque in un ambito di disciplinare di produzione e poi si traduce in qualche modo anche con il concetto di tracciabilità. Ed è lì che io vorrei capere quanto è importante la tracciabilità, le filiere, ma soprattutto la tracciabilità per chi fa il mestiere del mulino, del molitore. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il dottor Bovolenta di avermi invitato. Ma per noi le filiere sono molto importanti. Abbiamo iniziato a fare filiere nel 2002, la prima filiera l'abbiamo fatta legata a un grano particolare che serve per fare la piadina romagnola. Noi siamo di Faenza, siamo romagnoli e vedevo che la piadina veniva fatta con... L'importante era avere una farina che si adattasse a fare le piadine e mi sono chiesto ma perché non fare una filiera per la piadina romagnola con un grano romagnolo, e lì abbiamo creato la prima filiera nel 2002 e dall'epoca, tempo di crearla, a partire dal 2003, dall'epoca abbiamo sempre fatto filiere. Nel nostro molino hanno preso tanto piede, cioè facciamo tante filiere per diversi tipi di prodotto.
però non ci dobbiamo dimenticare quando si parla di filiere che non è sufficiente dire un prodotto italiano va bene, uso un grano italiano, è molto importante vedere i numeri, perché spesso si propongono filiere con dei grani che l'industria molitoria, mi verrebbe da dire, non ci azzeccano nulla, per usare un termine che veniva usato in TV un po' di anni fa, perché sono grani rigidi, sono grani spesso si guardano. Io ho notato con piacere, anche se per me sono cose nuove, cioè, siamo in Mugnai, però sono cose nuove, le rese, guardate molto le rese, ho capito la consumazione, mi sembra di aver capito la consumazione liquida che dà dei risultati molto importanti, però lei ha detto una cosa giustissima, la filiera si chiude quando il prodotto va al supermercato. Quindi dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, come azienda, per noi sono molto importanti le filiere, però è molto importante avere un grano di qualità, un grano che rispecchi i capitolati delle industrie con le quali noi lavoriamo. Quindi questo è importantissimo, perché a volte ci propongono delle filiere con dei grani che non fanno parte di un capitolato dei nostri clienti. Quindi è molto difficile utilizzare questi grani qua, quindi ok filiere italiane, ok grani italiani, ripeto, nel 2002 abbiamo iniziato, siamo nel 2020, quindi è un po' di tempo che facciamo filiere, però è molto importante che vengano seminati dei grani che siano adatti per fare il prodotto finale, ed è molto bello, come lei ha detto, che tutti gli attori della filiera abbiano un beneficio è il senso della filiera. Comunque, perfetto, benissimo. Sul discorso della genetica, è vero, non è la prima volta che sento un'osservazione di questo genere da uno che fa il lavoro suo, è vero, probabilmente ci sono state anche filiere all'inizio in cui l'aspetto genetico era era un po' per accontentare l'agricoltore da una parte, quindi varietà molto produttive, magari non tecnologicamente adatte alla parte monitoria, però direi che negli ultimi anni, insomma, ci si è accomodati, no, da questo punto di vista, o forse non ancora abbastanza. Purtroppo non sono completamente d'accordo, non faccio il nome perché non mi sembra il caso di fare nome di varietà di grani, però parlo nell'areale dove attingiamo noi, che poi non è un areale molto distante da qua, e considerate che noi come azienda quest'anno dovremmo fatturare intorno ai 25 milioni di euro, quindi un po' di grano lo maciniamo. Nel 2019 abbiamo usato l'83,23 di grano italiano, e per noi grano italiano significa arrivare nell'alto ferrarese, quindi l'areale più o meno è questo. Spesso ci troviamo a usare dei grani, e qui ad esempio parlo di misto rosso, ripeto, non faccio il nome della varietà, che troviamo dei grani che possono fare 180-200 WPV con un DPL. Non esiste un capitolato dell'industria alimentare italiana che ti chiede un grano del genere. Poi capisco che questa varietà ha delle rese in campo che sono molto importanti, però dovremmo lavorare tutti insieme, noi mulini, con l'industria sementiera, che spesso siamo distanti, secondo me siamo troppo distanti noi industria molitoria con l'industria sementiera, insieme agli agricoltori, per fare dei prodotti molto vicino a quello che ci viene richiesto. Questo per me è fondamentale, perché, ripeto, la filiera si chiude quando porti il prodotto nello scaffale, ma per portare il prodotto nello scaffale devi avere certe caratteristiche, devi produrre dei grani con certe caratteristiche. Questo è il mio modesto pensiero. No, sta in pieno, direi, anzi è un messaggio importante che arrivi proprio a una platea di agricoltori questi, e anche a una platea dove c'è comunque anche rappresentanti di uno di queste specifiche, non di tutte, perché di fatto, come si diceva prima, la filiera in effetti si fa assieme, si parte bene, poi continua bene, e ovviamente se si inghippa in mezzo poi dopo diventa tutto molto più difficile. Io vedo molto, poi concludo, scusate, vedo spesso che le aziende sementiere, le industrie sementiere puntano a delle rese molto importanti in campo, perché il grano, dobbiamo dirlo, il grano qua non è interessante, non è allora, la logica del contratto di filiera sarebbe proprio quella, no? Cioè di permettere a un agricoltore di magari puntare meno sulla resa e invece
dare una produzione qualitativamente adatta all'industria, offrendo un contratto magari misto aperto, via dicendo, o chiuso con tutti i vari sistemi che ci sono, che vanno in qualche modo a tamponare un'eventuale differenza, no? di quotazione. Insomma, questa è la logica di filiera. Poi dopo alcune volte funziona, altre volte funziona meglio, un po' meno di quello per forza. Consultati con loro e con una grossa industria molitoria italiana, possiamo anche dirlo, la Barilla, per tirar fuori dal mazzo il filiere, perché appunto oltre ad avere abbina a un discorso di eccellente produttività, ma abbina anche delle caratteristiche molitorie molto interessanti per la filiera della Barilla. Quindi quel ragionamento lì, quel discorso che ha fatto Naldoni, lo stiamo già affrontando anche praticamente in campo e anche con i nostri sementieri francesi. Da quello che avete fatto vedere sembra un grano sicuramente interessante, ma deve essere interessante per noi, deve essere interessante anche per l'agricoltore, ma ripeto, noi dobbiamo accontentare l'industria che trasforma la farina per arrivare alla GDO. Quello secondo me è molto importante. Non possiamo, non dico che noi non usiamo grano estero, perché siamo costretti a usare Nord Spring, siamo costretti a usare Manitoba, siamo costretti a usare grani austriaci perché sono grani proteici che in Italia questi grani non vengono, non riesci a ottenere delle performance dei grani italiani così, però a volte siamo anche costretti a usare dei grani chiamiamoli di bassa qualità, dei grani da prezzo, perché ci sono industrie che non ne frega niente dalla filiera che chiedono il prezzo. E quando io vedo che vai a caricare, fai un contratto di un grano dai paesi dell'est e arriva un grano che ti garantiscono il classico 11 di proteine, 220 di Arber, che è un grano banalissimo, e a volte riscontri delle qualità migliori ai grani rossi italiani, io resto abbastanza curioso. Ecco, sì, visto che siete stati tirati in ballo. Nutrizione della pianta, perché è stata per troppo tempo trascurata in funzione proprio di indirizzare anche, certo che serve la genetica, è fondamentale, però poi per accentuare le caratteristiche genetiche ho bisogno di avere il momento di intervento e la dose di intervento del singolo nutriente. E questo, lo sforzo che stiamo facendo con l'amico è proprio in questa direzione, riuscire ad abbinare la richiesta del mulino, chiamiamola in senso più ampio, con quelle che sono le caratteristiche genetiche, cercando di valorizzarle al massimo con interventi mirati. Stiamo lavorando in questa direzione, in collaborazione, ci siamo visti lì, con il dottor Berigi, che oggi non è potuto essere qui, ma proprio per cercare di chiudere il cerchio sostanzialmente, di dare delle opzioni agli agricoltori per arrivare a questi risultati. Io posso fare l'esempio di grani di forza. Che alle volte, scusi e finisco, no, alle volte costano anche meno rispetto a quello che stanno usando.